ritenendo che appunto sia una componente importante, è stata una componente importante e lo è per la crescita del teatro in Sardegna. Per questo motivo in questa iniziativa abbiamo preso insieme ad Emergency, il cui Riccardato andrà a sostenere un poliambulatorio per gli immigrati che Emergency ha qui a Sassari. Abbiamo invitato alcune donne di teatro che in Sardegna hanno fatto un po' la storia del teatro, che sono Bianca Redu del Teatro di Sardegna, Elisabetta Foda di Ancona, Teresa Solo del Teatro Sassari, Paola Vessilizia del Teatro e domani Rita Azzeri del Crogiolo. Insieme ho visto che insomma, siamo molto contenti del fatto che abbiano accettato questo invito e faranno questo pezzo che sono dei frammenti di letture tratte da alcuni autori. Le cose sono un po' scritte nella lettura di sala, poi ci siamo inventati un contenitore in una situazione di un ipotetico delitto allo sbando, le donne del teatro si fanno forza, si aiutano per fare in modo insomma, di riuscire a vedere la terra. Questo è il senso, chiaramente se qualcuno vede dei riferimenti con la situazione del teatro adesso in Sardegna ce li può vedere tutti. Quindi il senso di questa iniziativa è omaggiare le donne che fanno teatro in Sardegna sottolineando l'importanza del loro ruolo. C'era un'amica di mia mamma che per le vacanze di Natale veniva sempre a trovarci il 26 di pomeriggio tardi e mi regalava un libro. Veniva da sola, carica di borse e scialli e un profumo speziato. Aveva uno spazio fra i denti davanti che rendeva il suo sorriso bellissimo e unico. Portava un regalo per tutti e noi ne davamo uno a lei. Di solito erano cose che sceglieva mia mamma, dei saponi dell'erboristeria o delle collane del negozio più dietro, e secondo me lei non metteva mai. Siamo nate lo stesso giorno, ma lei 15 anni prima, qui in paese, e poi se n'era andata. Forse venire il 25 le sembrava troppo intimo, troppo familiare, e veniva sempre il giorno dopo e chiedeva e raccontava il pranzo di Natale, i regali, e raccontava sempre cose che mia mamma un po' si entusiasmava e un po' la rimproverava. A Pietro regalava sempre giochi, anche quando era più grande. Un libro solo e sempre per me. Ogni anno, fra le bibite, i cioccolati, il telefono che squilla, mio babbo che entra e esce dal divano di soggiorno, le luci isteriche del presepe, mia mamma sospira e le chiede: allora, ti sei fidanzata? Ogni anno
Il libro regalato, mia mamma dice fa vedere, lo prende, lo guarda, lo gira, sorride, me lo ridà, poi quando lei è andata via trova il modo di dire ma lasciali stare i libri che ti fanno venire i grilli in testa. Lei, ti sei fidanzata? Diceva sempre no, ma la faccia ogni anno mi sembrava era diversa. Io i grilli in testa fino agli 11 anni ne avevo un po' paura. Mi toccavo spesso alla testa per vedere se c'erano. Quell'estate a fine giugno facevo il compleanno. Qualche giorno prima la testa ha iniziato a prudermi. Mi grattavo finché mia mamma mi ha detto ma che cos'hai? Fai vedere. Io gli ho detto devono essere grilli in testa. I grilli, ha detto lei. I grilli, ho detto io. Mi devono essere venuti i grilli in testa. Mia mamma si è messa a ridere e mi ha guardato la testa. I pidocchi hai, altro che grilli. E mi ha fatto dormire tutta la notte con una polverina bianca in testa, la testa dentro una cuffia e di giorno mi faceva mettere con la testa verso giù e toglieva le uova una a una. Allora, i grilli in testa non ce li avevo. Ma lei aveva riso così, non gli avevo chiesto spiegazioni. Una cosa che avevo capito tra gli 11 e i 15 anni era che se avevo i grilli in testa per via dei libri, se i libri li regalava lei, allora anche lei doveva avere i grilli in testa. E se lei non era fidanzata, che erano le due principali preoccupazioni di mia madre, i libri e il fidanzato, allora avevo capito che se avevi i grilli in testa non ti fidanzavi. Il Natale dei miei 12 anni Piccole Donne mi ha regalato. Il Natale dei miei 13 anni Orgoglio e Pregiudizio mi ha regalato. A marzo, il marzo dei miei 13 anni, la professoressa d'inglese era una carina di cui mi fidavo, alla ricreazione era rimasta in classe e scriveva sulla sua agenda. Mi sono fatta coraggio e le ho chiesto, professoressa, perché a qualcuno gli vengono i grilli in testa? Lei ha sollevato lo sguardo, sulla mia faccia piena di coraggio, e mi ha detto, ma perché hanno grandi progetti, speranze, illusioni. Il Natale dei miei 14 anni una donna mi ha regalato. Due cose avevo capito dalla risposta della professoressa d'inglese, che i grilli in testa non c'erano fisicamente come c'erano stati i pidocchi con le uova, il prurito e tutto, c'erano sotto forma di voci. Erano quelle voci lì della mia testa con cui parlavo spesso e hanno continuato a farmi paura. L'altra cosa che avevo capito era che progetti, speranze, illusioni sono per alcuni sinonimi. Il Natale dei miei 15 anni l'Isola di Arturo mi ha regalato. Mia madre ha detto fai vedere, l'ha preso, l'ha guardato, l'ha girato, me l'ha ridato e è andata in cucina a prendere il panettone. Io ho guardato lei, il suo sorriso con il buco immenso, e veloce gli ho chiesto, ma tu ce li hai grilli in testa? Mi ha risposto lei. Ne ho ancora qualcuno, ma da ragazzina ero piena. Ho detto io, mi sa che anch'io sono piena. Mia mamma è entrata e io mi sono girata verso Pietro che faceva funzionare il suo gioco appena scattato. Io ho fatto finta di niente. Il Natale dei miei 17 anni, Cifre tempestose mi ha regalato. 2 giorni prima, l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, Matteo, che era il mio compagno di banco e secondo me era il mio innamorato, si è baciato alla ritirazione davanti a tutti con una che non avevo mai visto. Ero rimasta atterrita, stupita, vuota e avevo pensato che progetti, speranze, illusioni per me sono sinonimi e sinonimo è anche sogno. E certamente Matteo, se bacia una sconosciuta davanti a tutti
tutti e me mai è per via dei grilli, che se ce li hai non ti fidanzi. Il Natale dei miei 18 anni lei non è venuta. Ci siamo tutti lavati e messi i vestiti della domenica, poi dietro è andato a casa di Giovanni, il nostro cugino. E io sono andata in città con le mie amiche, mia mamma e mio papà sono rimasti seduti in salotto ad aspettare la visita di zio Giorgio e di zia Claudia, che il 25 non erano potuti venire a pranzo. Lei non la vedevamo da marzo, che era passato il pomeriggio qualunque con mamma, non si sentivano da poco tempo dopo. Non ho mai capito se avessero litigato o cosa. Il Natale dei miei 18 anni, nessuno mi ha regalato un libro. I grilli in testa continuavano a parlare e mi sentivo come sperduta. E lei mi mancava. Colpa di mia madre. Non può abbottonarsi le camicette né reggere un piatto in mano perché l'artrosi non glielo permette. Finirebbe tutto in terra. Non sempre, naturalmente, ma le volte che ha fatto cadere tazze e piatti per terra e li ha rotti, le sono bastate. Non può uscire da sola. Il suo passo è incerto. Quando è successo? Un cane le è saltato addosso per farle le feste e l'ha fatta cadere. 2 vertebre fratturate. Busto è a casa per 3 mesi. Busto da mettere e da togliere e lei non è in grado di farlo. A pranzo deve fare molta attenzione a quello che mangia. 5 anni fa, infatti, è stata operata di tumore all'intestino e 2 anni fa ha avuto un ictus. Mio fratello l'ha trovata distesa a terra con qualche osso rotto e seminuda nel bagno. Il suo carattere poi. L'altro giorno è uscita, come sempre, perché un ginocchio non la regge, col bastone e con questo ha colpito un'auto che sulle strisce pedonali non si è fermata. La conducente è scesa e ha protestato. Mia madre le ha urlato, spolmonandosi tutta contenta, che era una maleducata. Il vigile ha dato ragione a mia madre, salomicamente, si è girato dall'altra parte, lasciando che le 2 donne si arrangiassero fra loro, avendo capito che tanto avrebbe vinto la vecchietta. Anche noi figli abbiamo capito che mamma Franca, la vecchietta di 84 anni, con un fisico così, e un carattere anche peggiore, ha bisogno di supporto e avendolo capito da tempo, diversi anni fa, ci mobilitammo per cercarle una badante. Gli amici premurosi mi avvertirono: attenta che ti metti in casa, ma cosa sei questa qui? Qualcuno te l'ha raccomandata? Ha già lavorato da altre signore? L'unica cosa che sapevo era che era arrivata da poco in Sardegna, che era il suo primo impiego e che sua zia faceva la badante in modo molto soddisfacente presso una parente. Si trasmette ai consanguinei questa abilità? All'appuntamento trovai una signora ucraina di una certa età che mi presentò Olga, una ragazzona ucraina anche lei, bionda, alta, che parlava un po' di italiano, e per l'occasione la ragazza si era vestita di tutto punto. Una vistosa giacca con collo di pelliccia e stivaletti a punta all'ultima moda di 3 anni prima. Gli occhi celesti.
Sono qui per parlarvi su invito apparentemente inspiegabile di cattedratici di antropologia sociale di quello che potremmo ormai chiamare un mito del passato, la coppia stabile. Ci sforzeremo di inquadrarlo nella nostra realtà sotto gli aspetti storico e strutturale. È evidente che la coppia stabile tende a scomparire da quando il suo valore si è ristretto con la scoperta della sua lunga autorità storica, che corrispondeva più ad un equilibrio tra estremi che a delle esigenze più profonde della natura umana. No, non ci posso credere. Eppure è così. Sì. Mi devo ripensare senza la sua presenza, senza i suoi umori, senza i suoi malumori. Tutto è accaduto così in fretta. Meglio di così. Per essere lucidi ad analizzare e superare l'abbandono bisognerebbe fare memoria, ripercorrere le strade e rivedere le ragioni per cui ci si era presi e Gassinamenta, cosa m'ha incantato. Ci devo riflettere bene perché non me lo ricordo. Spiegatemi, non è possibile, ma come ti posso io? Arrangiati. Sì, lo so che punto è vero. Il modo peggiore per essere lasciati è il messaggio alla segreteria telefonica o con un SMS. Il progresso... Ma anche la classica e romantica lettera non è meglio. Sì, trovo che questi mezzi siano troppo da vigliacchi, perché quando inizi a scrivere una lettera d'addio sai benissimo che questa lettera è già stata scritta, ma da un bel di tempo puro. Ti sembra la certificazione finale della propria azione truffaldina e anche ridicola. Diramando bappuccia, non vi raggio il coraggio di avere in faccia, Sapete tutti, gli archivi sono pieni, quelli dell'umanità sono pieni di lettere d'addio. Quando si usa questo mezzo sembra quasi di scriverlo sotto dettatura, proprio facile. Ne conosciamo le parole, i tempi, le pause, i termini. La parola nasce così, mia rasura. Liscia. In più, per lettera, lo sappiamo, diamo il meglio del peggio. Infatti diamo sfoggio di imbarazzanti elenchi di motivazioni, quasi tutti fauri. A distanza di tempo ci si accorge che le motivazioni per cui avete lasciato qualcuno, siete stati lasciati, cambiano. Ma avete bocciati. Spesso sono così vaghe, campate in aria, che non dicono nulla. Spiegami, voglio capire, favetta! Le risposte non le so che manco io, non me le domanda manco, l'avrà sapere più di me. Lo sguardo perso nel vuoto a cercare di capire qualcosa, completamente nel pallone. Davanti a una risposta così c'è da rimanere, come dire, secchi. Qualcuno farà un raggio, perché per quanto cerchi disperatamente di rubare il mestiere a Maigret, ti trovi solo con una faccia da imbranato, che anche se ce l'avevi tutta per capire le motivazioni del delitto, non me la sostiene la decretietta, me lo bevuttino, balla. Pensa lui, assetato di vendetta, e per prima cosa lascia le impronte di tutte le sue indagini. Apre i messaggi di posta elettronica, controlla gli SMS del cellulare, richiede i tracciati telefonici per scorrere i numeri e i tempi delle conversazioni. Pensa alle griffe menziani che è, di già e dimmi poco ricorre. Infatti di pinzare la lacima. Che disastro. Altro che Maigret. Se ci fate caso, nell'abbandono c'è un avverbio ricorrente, troppo. Cioè,
è che nel lasciarsi si usa proprio troppo. Mi piaci troppo, è troppo chiaro, ti aspetti troppo, sei troppo geloso, hai troppi complessi, sei troppo snob, sei troppo infantile, sei troppo egoista, sei troppo ansioso, sei troppo uguale, insomma, una mimura che anda bene per tutti. Io vorrei chiedermi, ma vi siete avvisti che da poi un poco di tempo che c'è ragione non fare di più? Non leggi di più, si sivorani, non so più visti. Ma siccome se troppo fosse la causa della fine e non di un inizio, non si può continuare, chi l'amore è troppo. Ma veramente si dovrebbe obiettare che se non fosse stato troppo amore, la storia tua non sarebbe mai nata, no? Oh, bisogna essere fuori di capo, a pensare che lo troppo amore si piglia qualcosa va di avanti, basta, per decretarne la fine, perché ci amavamo troppo, ma vuoi dirmi se all'inizio di una storia ci si può amare in maniera, come dire, ragionevole, ma roba da macchine. A un certo punto l'altro ci appare nella sua vera veste. Una persona senza scrupoli e sentimenti. L'odio sembra l'unico modo accettabile di chiudere una partita. L'amore ciambato in odio. Come non odiare qualcuno per cui si è fatto tanto e che ci ha risposto solo con un rifiuto o facendoci del male. Nuda può piegare l'improvviso cambiamento della persona amata. La persona abbandonata costruisce il suo rancore con un ritratto dove l'altro appare in una nuova veste. Una persona senza angoli e sentimenti. La vita è così. Inutile farsi illusioni. I sentimenti tradiscono. Hanno una trappola per deboli in cui spesso si cade. Piange la sua giovinezza come una figlia che l'avesse tradita, la sua infanzia come una figlioletta che avesse perduta. È magra, molto magra, e quando si guarda allo specchio distoglie lo sguardo per non vedere i suoi seni tristi. Pallida, solo pallida, come la neve, come l'amore. Il trucco dovrebbe nascondere il mio pallore, ma non mi evita di apparire come il cadavere di un'assassinata. I miei lunghi riccioli cadono ciocche, come le foglie delle foreste sotto le tempeste precoci. Ogni giorno mi strappo dei nuovi lunghi capelli bianchi e ben presto questi scialbi fili di seta saranno tanto numerosi da tessermi il lenzuolo funebre. Tramontata è la luna, tramontate le Pleiadi, e a mezzo la notte. Trascorre il mio tempo, io dormo sola. Va errando di città in città con 3 grandi bauli pieni di pietre false e di sfilacciature di uccelli. È acrobata, come nei vecchi tempi era poetessa, perché la forma particolare dei suoi polmoni la obbliga a scegliersi un mestiere che stia fra cielo e terra. Troppo alata per il suolo, troppo carnale per il cielo. I suoi piedi, massaggiati con la cera, hanno rotto il patto che ci lega alla terra. La morte le agita laggiù, le sue sciarpe di vertigine, senza riuscire mai a confonderne la vista. Lei sola sa che sotto la gola le palpita un cuore troppo pesante, troppo grosso per esistere altrove che al fondo di un petto allargato da 2 seni. Quel peso nascosto al fondo di una gabbia d'ossa conferisce a ognuno dei suoi balzi il sapore mortale del rischio. Divorata a metà da quella fiera implacabile, lei si alza segretamente e sa di
di essere la domatrice del proprio cuore. Più non mi leggo le membra, fanciulle dal canto soave, dalla voce sonora, nuovamente mi sono gettato nella bianca rupe, nuovamente mi sono tuffato nei bianchi flutti. Ebbra d'amore, Eros scuote il mio cuore come il vento sul monte si abbatte sulle querce. Sola, sono nata in un'isola e questo è già l'inizio di una solitudine. Poi il mio mestiere è sopravvenuto a costringermi ogni sera a una specie di isolamento nel senso dell'altezza. Sdraiata sull'altalena del mio destino di stella, una mancanza di dolcezza mi fa soffrire come una mancanza di cuscini. Gli uomini della sua vita non sono stati che gradini che ha scalato senza sporcarsi mai i piedi. Il direttore, il suonatore di trombone, l'agente pubblicitario gli hanno dato il disgusto dei baffi incerati, dei sigari, dei liquori, delle cravatte a strisce, dei portafogli di fuoco, di tutti gli attributi esterni della virilità che scatenano la fantasia delle donne. Soltanto il corpo delle fanciulle sarebbe abbastanza dolce, abbastanza morbido, ancora abbastanza fluido per i pericolosi voli. Tutte le donne amano una donna, amano perdutamente se stesse. Il loro stesso corpo, infatti, è l'unica forma in cui siano d'accordo nel trovare qualche bellezza. Io non ci riesco. Questi miei occhi guardano più lontano. Se chiedo alle ragazze cosa si aspettano dagli specchi, tutte intente ad addobbarsi mi rispondono: un sorriso che risponda a un altro sorriso tremulo, finché il vapore delle labbra, sempre più vicine, confonda il riflesso e riscaldi il cristallo. Narciso si ama com'è e io mi sono innamorata di te. Attile, un giorno lontano. Ho incontrato Attile in fondo a una grande città asfissiata dal fiato delle folle e dalla nebbia del fiume. La sua bocca conservava l'odore di un confetto allo zenzero che aveva appena finito di sgranocchiare. Ah, beato a me sembra come un dio l'uomo che siede a te dinanzi e ode da vicino le tue dolci parole e il tuo dolce riso, solo un istante, e subito il petto sbigottisce il mio cuore. Se io beva, vedo subito la mia voce si spegne, mi si spezza la lingua e una fiamma sottile mi trascorre per le membra e io delle nuda dietro gli occhi, romba gli orecchi, freddo sudore mi inonda ed un tremore tutta mi prende giù e su, e più verde d'erba io sono. Mi sembra essere lontana dalla mia morte, ma sopportare tutto si può. E sorto e zia Giuliana, cussù non fu d'un orto, fu d'un giardino, fu d'un luogo come dinanta che è su gelo, accanto ad ogni cosa bella, ma nemuso da mai vista, pocussu, is cosa del suggero non teniti nomini, non teniti a bisogno de nomini. Poi t'avuti cosa de Deus. Tui, lui sei entrao mai, sorte zia Giulina? No? E tui? No. E tui? No. 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 Ah. Deu c'hai.
Sorte San Giulina fu di serrao, con un muricello basso, con palo si impise su muro, e tra un male e santo, con una certa arta, de una certa stai catumbo che voniti mi scarroso, che hanno in pungia da savalla. Ma manni, anzi sì, fu a me sa, devono uscire canto certa se c'è da poco, ma sarà sorte San Giulina. 100 a su manco, o 1000, portano uscì un manco, quanto vessi manno sorte San Giulina, e si vesse di diadero su, tra saia di Sarenadas e Praza sua. Non so manco sicuro tanto che vesse di Milanoa, forse non fu manco in cielo, ma in alcun altro luogo, che manco Deus decide lui esti. Però Teo poi entrai in sorte San Giulina, sorto che noi abbiamo mai nemus, e una tia fu arziao a pizzo del suo muro, e con una resorietta che ha cercato di fare uno stampo in sacerda. Ma fu comparta San Giulina, e donde fu abbassato su un ricello preconcioso, e mi fu fermare su, con la resorietta in mano su. San Giulina fu in zoppa, portava una gamba proscuzza e satera e camminava con un mazzucco, con i bastoni. Un bastone di sucche su dottori, e portata sa scriminera in mezzo e si ripiega una roghetella su un calore colore caffè. I denti di San Giulina, quanta mano su che paglia ste porro, ma bianco su che salì, e canariada parianta lucenti sì. Ma San Giulina non arriva già mai a buca aperta, arriva da buca serrata, arriva con i sosi. E so che San Giulina fu manna, ma in labbra sa, non fu alta gussa sa, e manca l'uglia sa, fu alta, nessuno vuole salvarci, nessuno vuole saluna. A volte se l'apre se San Giulina si crispianta appena, se questo voglianai mera scosa, se. San Giulina mi ha castigato, e devo dire se non si resoliete, si riapporta, mi si riappilate, se resoliete, se mi dice, isparessi. E allora San Giulina mi ha pigliato la mano e devo camminare su costato su, senza sa a sé che sotto. E San Giulina gli ha pigliato la mano, e secca si fu aperta. Fu in crauso, e secca si fu serrata, a sole. E mo San Giulina non fu di più su zoppa, non portava su banco, e camminava senza toccare in terra, in saili, e devo unissa, ma applicata. Ma bella che vi è San Giulina, e mo devono uscire, che te vestiai, a essa, o is cosas che mi ha mostrata. Hai cosas che non è più, manco Deus. Questo è un brutto prego di succi e tesoro la nada. E devo intendere in bocca su sapore, ma intendi, dolci, ma con altro sapore simpruso, proposo, e i sorrighe su un sono, che ti pianesi, questo che intendi in disagio, e sfrorisi. No, non quanta frorisi, quanta matta sa. No, non quanta matta sa. Poi ti hanno portata né trucco né polla sa. I sfrorisi quanta colorisi e via, d'ogni colore. E di prendendo sul cielo al tuo d'arte, sul cielo fu fatto dei colorisi e dei frorisi, fu fatto un frori manno che non conosceva notti. Quando fu a Varrao, in sorte San Giulina, ma quando fu a Pontibessili, a Nante Secca, San Giulina si fu fermata e fu tornata a zoppa, con suo bacco,
mi era stata la mano si fu incruvata. E i testi, questa erba verdi che bollettini, zia Giullina, piano. E questo? E per tu semini, nennetto, mi devo fare questa cena. Mi ha tornato a piegare questa mano e non volevo, però sapessi a pranzo. Mi ha castiato con i occhi a riarri, e le labbra si increspiate. Vai, moi, che mamma gli adesso in pensamento. Non ti ha pagato l'uso in perulo. Sorte sia Giuliana. Pogando d'acqua cercata. Olga. In Italia mi hanno sempre aiutata. Quando sono venuta in Sardegna conoscevo solo la destinazione, Cagliari. In mezzo a noi c'era una ragazza che tornava per la seconda volta, perciò almeno l'italiano lo capiva e poteva esprimersi. Meno male che c'era lei. Arrivata alla stazione ha comprato i biglietti per tutte noi, se no anche da Roma a Civitavecchia mi hanno comprato il biglietto, da Civitavecchia a Cagliari. Invece mi sono dovuta arrangiare da sola. Non capire niente, non poter spiegare, non sapere la lingua. Avevo solo il vocabolario, mi trovavo in difficoltà in treno anche per chiedere quando scendere. Dov'è Civitavecchia? Dove devo andare per comprare il biglietto per Cagliari? Una studentessa italiana doveva scendere 2 fermate prima di Civitavecchia e guardando il dizionario io le indicavo la parola in russo e lei cercava in italiano. Così sono riuscita a spiegare che volevo andare a Civitavecchia e continuare per Cagliari. Al porto di Civitavecchia, per comprare i biglietti, ho chiamato una zia e lei mi ha detto devi dire questo e questo. Non pronunciavo bene neanche Cagliari. Dicevo Calalari, sì, proprio così, Calalari. Però il bigliettaio ha avuto la pazienza di ascoltarmi, ha fatto tutto lui e poi mi ha detto solo quanto dovevo pagare. Trovarsi senza poter dire niente, non sai se andare avanti, se piangere o non piangere. E in questo caso vai. Questa zia poi mi ha aiutato, perché è stata lei che mi ha accompagnato da quel professore che mi ha insegnato l'italiano. L'unico viaggio che ho fatto da sola è stata da Civitavecchia a Cagliari. Ho sempre trovato qualcuno che mi ha aiutato, ma non per tutte è così. Un'amica mi ha raccontato di una sua amica che è venuta a Cagliari e degli ucraini gli hanno detto c'è lavoro per te in un paesino a Stemini, Sesto, non ricordo, vicino a Cagliari. Lei ha pagato per avere questo lavoro. Gli hanno preso i soldi, l'hanno messa nella corriera e hanno detto all'autista dove doveva scendere perché lei non capiva niente. E l'autista l'ha fatta scendere nel punto stabilito. Quando lei è scesa era in mezzo alla campagna e non c'era nessuno. E avevano detto che i padroni della casa sarebbero venuti a prenderla con una macchina per portarla al lavoro. Lei era lì, non veniva nessuno, non sapeva parlare l'italiano, non sapeva dov'era, non sapeva come tornare indietro, non sapeva cosa fare, è rimasta là e si è avvicinato un uomo con una macchina e lei ha pensato, è quello che sto aspettando. Lui l'ha portata a casa sua, le ha dato da mangiare, poi le ha detto adesso andiamo a letto a fare l'amore. Lei ha tradotto nella nostra lingua, adesso è diventato Odessa, letto come Litko, è l'estate.
Amore da noi è il mare. Così lei ha capito che lui d'estate la porterà Odessa al mare. Contenta, felice di questa cosa, ha fatto i piatti a casa di questo signore, convinta che ora rimaneva là al lavoro ed d'estate lui l'avrebbe portata al mare a Odessa. Lui pensava, anche lei contenta, e le ha fatto vedere il letto matrimoniale per spogliarsi. Allora lei ha capito tutto, è corsa, ma corsa, Di notte, piangendo nel paesino, questa donna di 50 anni, senza sapere dove girarsi, diceva proscio pane, che in ucraino sarebbe vi prego, signori. E la gente, vedendo una straniera che piangeva e che chiedeva pane, le davano il pane. Questa, mangiando il pane, affogandosi, piangendo, diceva in ucraino aiutatemi ad arrivare a Cagliari, e loro capivano il pane e di nuovo le davano pane. Aveva la borsa piena di pane. Vi dicevo, l'olio dell'amante è costruito su uno stile amaro, secco, crudo, di chi pensa che manco mari a becciolocci, nessuna illusione, nessuna sbavatura, stupidi ad esserci cascati, che macca risomigliata. Ci si libera proprio dall'ossessione dell'altro quando ci si rende conto piano piano che lui è esattamente come tutti gli altri. Come che tu direi, sei un poveretto, un disgrazzato uomo, un debiti. Gli uomini trasformano invece la donna amata, si riabbandona, in una delle solite stronze. In una donna caratterizzata dalla volubilità, egoismo, materialismo, denaro, belle macchine, gioielli, borse, una stronza, insomma. Eppure tu pensava diversa, ma tu pure sei come 3 altre femmine. Per odiarci basta ricordare